Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Nuovo attentato incendiario alla Sicily Baikara, il terzo in pochi mesi, uno degli attentatori è rimasto ferito. Intanto scattano 8 fermi per il gruppo di fuoco responsabile di sparatorie e intimidazioni a Palermo. Dopo l'inchiesta per corruzione sul ponte sullo Stretto arrivano le dimissioni dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, uno dei 3 indagati. La Guardia di Finanza scopre maxi frode legata al superbonus del 110%. Le aziende avrebbero dichiarato finti interventi milionari su 22 condomini di diverse città italiane, tra cui Messina e Siracusa. Giovani violenti prendono a calcio e pugno un 17enne per rubargli il motorino a Ramacca nel Catanese. A Mascalucia uno studente si presenta a scuola con un coltello di 19 centimetri. In un garage abusivo di Catania trovate varie partite di droga, tra cui 700 pasticche rosa, spesso usate in discoteca. Rischio stress termico, i sindacati chiedono l'ordinanza salvavita per i lavoratori esposti all'afa estiva. Calcio a Catania, individuati i nomi per i ruoli chiave. La dirigenza lavora in sede per definire i dettagli operativi della prossima stagione. Ancora un incendio all'azienda di autonoleggio Sicily Baikara, è la terza intimidazione in pochi mesi. Ripresi dalle telecamere di videosorveglianza gli attentatori, uno è rimasto ferito. Marco Gullà. Ancora fiamme, per la terza volta la Sicily Baikara finisce nel mirino intorno alle 2 di notte. È stato appiccato l'incendio nel magazzino di via San Lorenzo. È lo stesso dove tra il 20 e il 21 marzo un comando di 3 persone aveva sparato una raffica di Kalashnikov. Le vetture danneggiate sono state 11, 9 auto e 2 furgoni. Dalle prime indagini emerge che a compiere il raid sono stati 3 malviventi che hanno impiegato appena 1 minuto e 12 secondi per appiccare l'incendio e darsi alla fuga. Uno degli attentatori è rimasto ferito. Questa mattina il deposito si presenta così, un cimitero di auto. Tommaso Dragotto ha già detto che non si piegherà mai al racket e lo ha ribadito: non ho nulla da dire se non che sono dei delinquenti, non sappiamo cosa vogliono, se lo sapessi l'avrei detto le volte scorse. E dopo l'ennesimo atto intimidatorio questa mattina si è riunito in prefettura il comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Massimo Mariani per fare il punto sull'emergenza criminalità. Una riunione, ha detto Mariani, utile per registrare e verificare le misure già in atto. Il lavoro da fare è tanto, ma le istituzioni sono presenti e lavorano incessantemente. Intanto arriva la prima risposta da parte delle istituzioni all'escalation di violenza e intimidazioni a Palermo. Maglio Viola. Mentre andava a fuoco il deposito della Sicily Baikara a San Lorenzo, polizia e carabinieri facevano scattare i primi 8 fermi per altrettanti indiziati di delitto. È una prima risposta proprio all'escalation di violenza e di intimidazioni nella zona nord di Palermo, dove si trovano anche i depositi di Dragotto. Sono 3 le vicende ricostruite da polizia e carabinieri. Innanzitutto la sparatoria di via Don Minzoni e del mercato di via Montalto. 2 sono i fermati per i colpi di Kalashnikov contro l'abitazione di via Don Minzoni. Da quella intimidazione nella notte fra il 29 e il 30 aprile sarebbe scaturito il tentato omicidio del pomeriggio successivo del 30 aprile nei pressi della macelleria del mercato di via Montalto, una spedizione punitiva a tutti gli effetti. Gli altri 2 fermati sono gli autisti dei ciclomotori usati per la sparatoria. Per tutti sono scattate anche le aggravanti di mafia. Altri 2 giovani sono accusati del furto di un'autovettura dalla polizia di San Lorenzo. Avrebbero rubato l'auto usata per l'attentato incendiario ad una stazione di servizio con autolavaggio di via Lanza di Scalea. Infine i carabinieri hanno fermato i 2 giovani che avrebbero lasciato le bottiglie di benzina con le richieste di 5.000 euro in 8 esercizi commerciali fra Sferracavallo e Isola delle Femmine. Le indagini continuano per identificare numerosi altri responsabili di agguati e attentati. Per queste vicende a Palermo è attesa la visita del ministro Piantedosi, al quale questa mattina ha telefonato il presidente della regione Renato Schifani, complimentandosi per questa prima brillante risposta. Dopo l'inchiesta sul ponte sullo Stretto arrivano le dimissioni dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, uno dei 3 indagati. Francesco Triolo.
L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Mieli, indagato nell'ambito di un'inchiesta sul ponte sullo Stretto, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il CSM e il lancio dell'agenzia ANSA di questa mattina dopo aver appreso la notizia da fonti e lo stesso CSM. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo del 2026 il plenum aveva invece deliberato un compenso lordo di 27.000 euro l'anno. È il primo effetto di un domino destinato a proseguire, quello dell'inchiesta della Procura di Roma che ieri ha evidenziato come i tentativi di corruzione fossero stati almeno altri 2 non andati a buon fine. Intanto la società Stretto di Messina ha voluto evidenziare come il consigliere d'amministrazione Giacomo Saccomanno non ha alcuna delega né poteri di rappresentanza della società. Peraltro, scrive l'amministratore delegato Pietro Ciucci, Saccomanno era membro designato dalla Regione Calabria e al rinnovo del CDA avvenuto lo scorso 29 aprile era stato sostituito. Insomma, il ponte sullo Stretto continua a tenere banco, tutto questo mentre sono sempre di più i turisti, in particolare i crocieristi che arrivano a Messina, che chiedono di andare a vedere da vicino lo Stretto e il luogo dove verrà realizzato il ponte. Questa mattina a Torrefaro, in meno di mezz'ora, almeno 5 pullman hanno scaricato oltre 200 crocieristi che tra un selfie e una fotoricordo hanno portato con sé la cartolina dello Stretto di Messina nel punto in cui la Sicilia è più vicina alla Calabria. La Guardia di Finanza scopre una maxi frode legata al super bonus del 110%. Le aziende avrebbero dichiarato finti interventi milionari in diverse città italiane, tra cui anche Messina e Siracusa. Francesco Aloi. Più di $500 milioni risparmiato dallo Stato, crediti che stavano per essere messi sulla carta ad aziende che operavano nel superbonus 110%, in realtà sui conti di un'organizzazione criminale ramificata in tutta Italia. Proprio per questa disfunzione di una normativa che aveva invece questa finalità positiva, che è fondamentale pensare al contributo di altre istituzioni dello Stato per intercettare così rapidamente questo tipo di disegno assolutamente fantasioso ma criminogeno che avrebbe danneggiato l'economia. 12 gli indagati, oltre 60 le aziende, secondo gli investigatori la maggior parte fittizie, che avrebbero dichiarato finti interventi milionari su 22 condomini, in diverse città italiane, tra cui Messina e Siracusa. Possiamo dirlo, la mente stava in Lombardia, le braccia invece in Abruzzo. Sì, sostanzialmente sì, la mente, esatto, sono una serie di professionisti lombardi e le braccia sono i commercialisti che inserivano questi dati in piattaforma e sono 2 professionisti originari operanti a Chieti. Ma è stata la banca dati dell'Agenzia delle Entrate a fare allargare il raggio dell'operazione. Grazie però ad una splendida sinergia operativa con i nostri organi centrali e con l'Agenzia delle Entrate centrali siamo riusciti ad avere una serie di dati difficilmente estraibili a livello locale che ci ha consentito di ampliare l'indagine su tutto il territorio nazionale. Il corpo senza vita di una donna catanese dell'apparente età di 60 anni è stato recuperato in mare da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Riposto a circa 500 metri dalla costa di Praiola. La salma è stata trasferita a Catania, la procura ha aperto un'inchiesta, si sospetta un suicidio. Preso a calci e pugni per rubargli lo scooter. A Ramacca un 17enne è stato aggredito da un branco mentre era in piazza con un amico. Eva Spampinato. Stava chiacchierando con un amico seduto sul suo scooter in piazza Umberto I a Ramacca, quando un ragazzo si avvicina con passo prepotente. Lo spinge con forza, così all'improvviso, senza che il giovane potesse avere il tempo di capire cosa stesse accadendo. Poi le botte, i calci, i pugni e il tentativo di rubargli lo scooter. Il giovane di 17 anni prova a difendersi utilizzando il casco, ma a dare manforte all'aggressore, che l'ha minacciato anche con un coltello, arrivano altri 4 ragazzi. Al 17enne non resta che abbandonare il motorino e scappare. Dalla visione delle telecamere della zona i carabinieri riconoscono l'aggressore, che poco dopo si presenta in caserma accompagnato dal padre. Per lui è scattata la denuncia. Lo scooter invece, che era stato rubato da un componente della baby gang, ora sotto la lente degli investigatori, è stato ritrovato poco distante. E sempre a proposito di giovani, anzi giovanissimi, un 17enne si è presentato a scuola a Mascalucia con un coltello nello zaino.
Ormai sembra essere una moda, ma dopo l'aggressione al professore a San Vito Lo Capo ferito con un fendente da un alunno, ogni situazione genera paura e perché no allarme. L'ultimo episodio è stato segnalato dai carabinieri a Mascalucia nel Catanese, dove un 17enne originario di Bedara è stato sorpreso con un coltello di 19 cm nello zaino. I carabinieri della tenenza di Mascalucia, intervenuti dopo la segnalazione arrivata in istituto, hanno denunciato lo studente per porto ingiustificato d'arma da taglio. A fare scattare l'allarme erano stati alcuni compagni e i vertici della scuola che lo hanno convocato negli uffici della vicepresidenza alla presenza dei genitori e dei docenti. Il coltello, ritrovato nello zaino, è stato sequestrato. A Catania, in un garage abusivo, sono state trovate varie partite di droga, tra cui anche 700 pasticche rosa, quelle usate per lo sballo del sabato sera. Eva Spampinato. Un errore fatale lasciare i propri documenti accanto alla droga. È così che la polizia di Catania è risalita a un uomo di 58 anni arrestato dopo un maxi sequestro di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata in via 31 maggio, dove il cane antidroga Brisca ha segnalato la presenza di droga all'interno di un garage occupato abusivamente. Una volta aperta la saracinesca con l'aiuto dei vigili del fuoco, lo vedete, gli agenti hanno trovato mezzo chilo di marijuana, mezzo chilo di hashish già suddivisi per lo spaccio. Ma le sorprese non erano finite. In un barattolo per integratori, Brisca ha fiutato altre 716 pasticche di metanfetamina rosa, una droga sintetica particolarmente pericolosa. La successiva perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha portato poi al ritrovamento di altra droga. Per Catania si tratta di un sequestro record di metanfetamine. Il 58enne è stato arrestato, lui stesso ha ammesso le proprie responsabilità. Al via oggi l'interrogatorio di alcuni degli indagati nell'inchiesta sul CEFPAS, l'ente di formazione regionale. Secondo i suoi legali, l'ex direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha documentato la sua estraneità alle accuse di corruzione, in particolare al presunto accordo per consentire alla moglie del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto di lavorare ad Agrigento. Altri interrogatori sono slittati ai prossimi giorni. Ed è stato liberato un immobile confiscato alla criminalità organizzata destinato al comune di Palermo e che era occupato abusivamente. Adesso l'appartamento verrà assegnato ad un nucleo familiare collocato nella graduatoria dell'emergenza abitativa, cioè ad una famiglia composta da 7 persone, di cui 5 minorenni. E adesso andiamo al cimitero di Catania, dove si segnalano randaggi e degrado. Tonino De Mana. Erba alta con alcuni vialetti quasi impercorribili, servizi igienici off limits ed ora anche l'emergenza randagismo. Un altro problema attanaglia il cimitero di Catania, con branchi di cani che si aggirano tra i vialetti mettendo paura ai visitatori, spesso costretti a fuggire per evitare di essere aggrediti. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 7455 e il video che vi mostriamo lo abbiamo ricevuto proprio da un nostro telespettatore. Ehi! Ma chi c'è? I cani randaggi entrano ed escono dal pericolante muro perimetrale del Camposanto, messo in sicurezza, si fa per dire, da queste transenne. Esasperati ed impauriti visitatori. Io ho paura, preoccupazione, sono io con mia moglie che sono quasi 5 anni che veniamo al cimitero tutti i giorni per nostro figlio e ormai sono qui di casa. Pericoloso molto per le persone che sono qua. Devono stare molto attenti. Ho visto un'anziana che si è messa di paura e stava per cadere. Infatti è una cosa che il sindaco deve provvedere il più presto possibile. Lei quanti ne ha visti? Io 3 poco fa. No, dovrebbe intervenire naturalmente il comune, che i responsabili che ci sono all'ingresso, che non lo sanno, le lamentele praticamente glielo diciamo sempre. Da tempo si chiedono interventi per risolvere il problema del randagismo, intanto il decoro lascia sempre a desiderare, con un senso di abbandono che si può riscontrare in queste 2 immagini simbolo, la ruota appoggiata alla fermata dell'autobus e le guaine lasciate da mesi in prossimità di questo deposito di multiservizi. A 6 mesi dalla frana di Niscemi si riduce la zona rossa, quella cioè vietata ai residenti. Gerri Italia.
6 mesi dopo l'evento franoso che ha colpito Niscemi, il nuovo report tecnico della Protezione Civile apre uno spiraglio per il graduale ritorno alla normalità e ridisegna i confini della zona rossa. Dall'incontro tra il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e l'amministrazione comunale emerge una rimodulazione della fascia di interdizione che, pur mantenendo il limite già passato da 150 a 100 metri dal ciglio della frana, libera nel quartiere Sante Croci 5 isolati che vengono esclusi dalla zona rossa grazie ai dati che ne attestano la stabilità. Non è più una questione di metri, ma è una questione di immobili che vengono puntualmente verificati e monitorati per la stabilità e la sicurezza, perché il tema chiaramente è quello di far rientrare le persone in assoluta sicurezza. Le analisi effettuate da Protezione Civile, Università di Firenze e CNR indicano una generale tendenza all'assestamento del fenomeno. Nel centro abitato i movimenti registrati sono limitati a pochi millimetri, mentre restano sotto osservazione le aree più vicine alla scarpata, in particolare nella zona Pirillo e nei pressi del plesso di San Giuseppe. Prima del rientro dei residenti sarà necessario comunque completare il ripristino dei servizi essenziali e gli interventi di messa in sicurezza. Stiamo parlando con le famiglie per poter consentire loro di rientrare e sistemare nuovamente le case che sono disabitate da mesi, e quindi la prossima settimana emetterò la ordinanza e quindi il numero puntuale lo comunicheremo ufficialmente. Il monitoraggio continuerà nei prossimi mesi per verificare l'evoluzione della situazione e consentire eventuali ulteriori modifiche alle restrizioni. Una duplice emozione è quella vissuta da una neomamma che ieri al Policlinico di Messina, a meno di 48 ore dal parto, si è laureata in scienze giuridiche direttamente dalla stanza d'ospedale. Il piccolo Maurizio doveva nascere intorno al 20 giugno, ma ha avuto fretta di venire al mondo, scombustolando un po' i piani della mamma. Diana Cariolo, 26 anni, prontamente ripresa, ha potuto comunque discutere da remoto la tesi, 2 percorsi di vita, insomma, che si sono incrociati brillantemente, e alla neomamma e al suo piccolo naturalmente tanti auguri anche da noi. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con altre notizie, parleremo anche di stress termico, opportuno, dicono i sindacati, che venga emanata immediatamente la ordinanza. C'è un aggiornamento per quanto riguarda la notizia di apertura. La prefettura di Palermo ha assegnato la scorta all'imprenditore Tommaso Dragotto, padrone della Sicily by Car, la società che è finita per 3 volte nel mirino degli attentatori. Lo ha deciso appunto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Palermo. Stress termico, i sindacati chiedono che si adotti immediatamente l'ordinanza salvavita per i lavoratori esposti al caldo e all'afa estiva. Orazio Longo. Subito l'ordinanza che permetta di sospendere nelle fasce orarie critiche le attività dei lavoratori esposti alle elevate temperature estive, a cominciare dal settore agricolo. È quanto chiesto dai sindacati nell'incontro che si è tenuto a Palermo all'assessorato regionale al lavoro sul tema dello stress termico. Le sigle sindacali hanno ribadito la necessità di adottare immediatamente l'ordinanza che definiscono salvavita e hanno sollecitato la regione all'iter per il varo del protocollo, un accordo per cui è indispensabile, sottolineano i sindacati, l'adesione delle imprese oggi assenti all'incontro. Chiediamo inoltre ai datori di lavoro di mettere in condizione i lavoratori di potersi refrigerare durante l'attività e di creare dei luoghi dove questi lavoratori, nel caso di sole forte, possono avere dei luoghi ombreggiati. Chiediamo inoltre anche agli ispettorati di lavoro di vigilare affinché questa ordinanza sia rispettata in tutte le aziende. CGIL, CISL e Will Sicilia hanno confermato l'esigenza di inserire fra le categorie già indicate nella precedente ordinanza anche quella dei lavoratori delle vetrerie, dei servizi alla persona, dei lavoratori impiegati in capannoni industriali non climatizzati, degli operatori dell'igiene ambientale, ed è stata richiesta particolare attenzione per i rider che svolgono la propria attività in condizioni di maggiore esposizione. L'assessore regionale Albano dal canto suo ha confermato di essere già al lavoro per rinnovare anche quest'anno il protocollo d'intesa sullo stress termico, come già fatto nel 2025. Siamo agli spettacoli. Sciacca si prepara a vivere un'estate all'insegna della musica di qualità, dal raffinato jazz di Nick the Night Flyer all'energia travolgente di Jimmy Sachs. Sentiamo Desiree Ferlito. La grande musica internazionale approda a Sciacca. Il 17 luglio la perla della costa agrigentina ospiterà Nick the Night Flyer, storica voce di Radio Monte Carlo e raffinato interprete del panorama jazz e soul.
appuntamento che inaugura una delle serate più attese della rassegna estiva Mosaic Festival, che mette insieme artisti diversi ma con un unico denominatore comune, la musica di grande qualità. E chi meglio del diretto interessato può raccontare chi è davvero Nick the Night Fly. C'è un artista sicilo-scozzese, si chiama Nick the Night Fly, che porterà un suo progetto dedicato all'Italia, ai grandi artisti italiani che ha conosciuto nel suo programma radiofonico, con una band di musicisti professionisti siciliani. Artista amatissimo dal pubblico italiano, direttore artistico del Mosaic Festival, ha saputo costruire negli anni un ponte tra radio e musica dal vivo, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di jazz, swing e soul. E dopo l'eleganza jazz di Nick the Night Flyer sarà la volta dell'energia travolgente di un artista acclamatissimo. Il fenomeno musicale di Jimmy Sykes. La rassegna ha l'ambizioso obiettivo di valorizzare la Sicilia come destinazione internazionale del turismo culturale e musicale. Tanti artisti, tante musiche diverse, vi invito tutti a venire a trovarci e vi passerete sicuramente una serata indimenticabile. Un'occasione che unisce vacanza, spettacolo e cultura in una location affacciata sul mare, dove il tramonto lascerà spazio alle emozioni della musica dal vivo. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare della prossima stagione del Calcio Catania. Siamo al calcio, si lavora nella sede del Catania per dare il là definitivo alla prossima stagione, nomi già individuati per i ruoli chiave, adesso serve entrare nella fase operativa. Marco Carli. Linea individuata, nomi pure. Ora serve l'operatività. In casa Catania si guarda essenzialmente a questo. Tradotto, le figure di Varrà e di Caserta sono le due centrali, con il primo che si è già palesato al Massimino in occasione della partita con l'Ascoli. Ma con una proprietà straniera, in una situazione di congiuntura internazionale delicata, bisogna mettere in atto gli adempimenti burocratici che servono a sbloccare le somme per dare seguito alle attività di questa importante fase della stagione, ufficializzazione del direttore sportivo, dell'allenatore e di conseguenza mercato. Non c'è stato, come avevamo anticipato già lunedì, un CDA nel senso ufficiale del termine, ma le call fra i protagonisti si sono susseguite in questi giorni, dunque non manca l'interlocuzione con Grella a Catania e Pelligra già in Australia. Ora è chiaro che diventano fondamentali i tempi per non cancellare le linee tracciate e gli accordi presi, ma i temi restano identici. Varrà come DS e Caserta in pole fra i tecnici. Torre del Grifo. Anche in questo caso si attendono segnali ufficiali per dare seguito alle parole di Pelligra di una settimana fa. Ipotesi possibile: primi giorni della nuova stagione a Catania per le visite, poi prima parte del ritiro fuori, a Norcia, e squadra in pianta stabile a Torre del Grifo dopo la partita in Coppa di Vicenza. Fra meno di un mese si comincia, serve operatività. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.